Alla Mostra del Cinema di Venezia irrompono le donne. È un film dedicato alla figlia minore di Marx, una donna di un'intelligenza politica fuori dal comune e tra le prime della storia a far convergere le istanze femministe con il socialismo italiano, l'ultimo lavoro della regista e sceneggiatrice italiana Susanna Nicchiarelli, secondo film italiano in concorso. Per caso leggevo sulla famiglia Marx e ho trovato la storia di questa donna che in realtà invece è molto importante, ero io che non la conoscevo e mi ha colpito il fatto che fosse una donna appunto così intelligente, così carismatica, e però in realtà che la sua vita invece avesse preso un corso così diverso e sorprendente. 8 registe donne presenti nel concorso principale, ma lei non ne fa una questione di genere. Non credo ci siano difficoltà perché uno è donna, credo che ci siano sì, una serie di limiti forse che ci si pone perché è un lavoro faticoso e nell'immaginario è un lavoro da uomini, però ovviamente l'immaginario può cambiare. Siamo andati a trovare il cast del film all'Ungaria, ecco l'attrice britannica protagonista principale, Romola Garai. Il sogno della mia vita, poter venire a Venezia e poter venire al festival. Per cui quando mi è stato detto che il film era stato selezionato, mi sono detta, beh sì, bello, però purtroppo il sogno della mia vita in realtà si è realizzato ma non si concretizza. Perché il festival non si terrà e invece poi il festival si è tenuto, si sta tenendo e sono estremamente grata agli organizzatori, a tutti coloro che con grandissimo sforzo e grandissimo impegno per attuare le misure extra di sicurezza. Ieri sera sul red carpet, oltre al cast di Padre Nostro, anche Paola Barale, la cantante Arisa, Matteo Salvini con il ministro Boccia. Avranno parlato anche di autonomia?